A scuola, ma con i buoni. Nell'ambiente scolastico ci si ritrova tutti, buoni e cattivi. I ragazzi impegnati, di solito, sono disciplinati e silenziosi. Gli scapestrati sono spavaldi e fanno chiasso. Giovanni fu adescato da questi. Vieni con noi, facciamo sega, mariniamo la scuola. Andiamo in giro a dar fastidio alle ragazze. Lasciatemi perdere, non ho denari da spendere. Come? Non hai denari? Ah, mio caro, è tempo di svegliarsi. Bisogna imparare a vivere al mondo. Su via, cercati i soldi, prendine dove ce n'è e godrai anche tu come noi. A tali suggerimenti Giovanni rispondeva: Come? Voi dunque vorreste che io imparassi a rubare? Ma non sapete che chi ruba fa peccato e che i ladri e i giocatori fanno trista fine? Se voi fate questo mestiere andrete a finir male. Via da me, che non sarò mai vostro amico. Tanto bastò perché da quel giorno i pochi cattivi lo lasciassero tranquillo, mentre i buoni si assiepavano attorno a lui. Uno scolaro assai dotato. Giovanni aveva passione per lo studio, buona capacità di apprendere, memoria prodigiosa, ma il suo maestro s'era ficcato in testa che Bosco, essendo della frazione dei Becchi e figlio di contadini, non poteva che essere scarso di mente. La sua stessa età, 16 anni ormai, lo dimostrava. Un giorno c'era compito in classe. Bosco, che era in prima grammatica, chiese al maestro che gli lasciasse svolgere il compito assegnato a quelli di terza grammatica. L'insegnante si offese. Come? E come pretendi, tu che sei dei becchi? Piuttosto dimmi un po', ti pare che questo sia pane per i tuoi denti? Bosco educatamente insistette di poter fare l'uno e l'altro compito. Fa pure come ti piace, ma non penserai che io legga le bestialità che metterai in carta. Il compito di terza era un passo di un autore classico assai scabroso. Bosco si raccolse, lavorò di lena e in breve tempo consegnò la sua traduzione. L'insegnante prese il foglio e lo gettò sul tavolo, senza guardarlo. La prego, professore, legga e mi dica gli errori che ho fatto. Legga, legga, professore, anche noi vogliamo sentire i suoi spropositi, fece coro la classe. L'insegnante lesse. Era una traduzione insolitamente fluida e corretta, ma egli, deponendo il foglio, disse in tono di scherno: Io lo pensavo. Bosco ha copiato tutto da capo a fondo. E da chi avrei copiato, professore? Obiettò serenamente Giovanni, indicando i compagni intenti ai loro elaborati ancora incompiuti.